voi. Presidente, parliamo di questa sua rielezione alla guida di Confagricoltura appena avvenuta. Ecco, come intenderà intraprendere questo nuovo corso? Devo dire particolarmente emozionato perché ho ritrovato l'entusiasmo e la fiducia di 4 anni fa in tutti i presidenti delle unioni provinciali. Questa rinnovata fiducia in me, nei miei vicepresidenti e nella squadra che in questi anni ha fatto di tutto. E quindi sono veramente emozionato e caricato di grande responsabilità per un settore che è molto critico, con tutte le criticità che ci sono, con i cambiamenti climatici, con la burocrazia, ma è una sfida vincente. È uno di quei comparti che dà lustro alla Sicilia, è un comparto primario per la Sicilia. Difendere il lavoro dei nostri imprenditori agricoli, credo che sia una missione possibile. Ecco, lei è riuscito a creare un gruppo ben amalgamato di dirigenti per cui Confagricoltura riesce ad affrontare le tante difficoltà presenti nel mercato agricolo siciliano. Devo dire è un gruppo giovane, è un gruppo fatto di imprenditori agricoli che quotidianamente lasciano le loro aziende per contribuire alla crescita di Confagricoltura. Quindi le proposte, i suggerimenti vengono dal mondo imprenditoriale, non potrei avere di meglio.